Buonasera a tutti ragazzi, stasera parleremo delle famose, sfere luminose. In ambito, così, le chiamano le famosi orbs. Quindi sono sfere luminose che sono apparse, nel XX secolo nelle fotografie. Ad inizio tutti quanti credevano che fossero difetti delle telecamere, delle macchine fotografiche, del flash e quindi si riteneva un difetto delle macchine fotografiche, ma poi in realtà non è stato così. In effetti si vedono, ciao avvocatella, anche ad occhio nudo, quindi non è un problema di macchina fotografica oppure di cellulare. Queste sfere luminose non si sanno che cosa sono. In effetti la teoria più popolare dice che sono come dei fantasmi. Ciao Marco. Quindi sono degli oggetti plasmoidi, quindi si ritiene che sono anime, chi ritiene che sono angeli, quindi ognuno poi ha la sua osservazione, quindi anche se nessuno ufficialmente ha capito che cosa sono, quindi poi ognuno interpreta a modo suo, quindi si ritiene che queste siano le anime dei defunti oppure sono oggetti diciamo che appartengono a un altro mondo, quindi sono sfere, sono anime eppure energia che rimane qui sulla Terra. Quindi non ci sta ancora una vera teoria che dice che cosa sono, si ipotizza solo, quindi possono essere visti in fotografie oppure poco prima della morte, della malattia, a volte coprono anche il volto di una persona che sembra destinata a passare a migliore vita, quindi in effetti perciò si dicono che questi orbs siano i nostri defunti oppure le anime dei morti, quindi non si sa, però la leggenda dice così, quindi alcuni dicono che le sfere sono angeli o creature con segni di intelligenza, perché sembra che queste sfere abbiano una loro intelligenza, quindi non è che è una semplice luce che cammina così tanto per camminare, quindi ha una sua intelligenza a modo suo, quindi non si tratta di sapere, anche la NASA ci stavano studiando che cosa erano perché non si è capito, poi ci sono di vari colori come bianco, argento, dorato, quindi cambia pure il colore della sfera, a parte diciamo che le sfere forse serviranno come prova dell'esistenza di un mondo immateriale, quindi un mondo dove il corpo non esiste, quindi specialista di queste sfere degli orbs è il professor Heinemann che ha fotografato davvero in reazione ad eventi spirituali ma anche nella vita di tutti i giorni, quindi ha detto che queste sfere, spiriti oscuri, quindi hanno dato risultati interessanti e impressionanti. Sì, sì, Marco, sì, nelle foto vengono prese, però a volte si possono vedere anche ad occhi nudi, però la maggior parte avviene nelle foto, quindi quando scatti una foto appare, nella foto in effetti, quindi questo orbs, quindi questa sfera luminosa che secondo alcuni provano l'esistenza di un mondo immateriale. Quindi anche Robert Lanza, il famoso fisico della quantistica, ha basato che, colui che dice che la vita che crea l'universo e non viceversa. E dice Robert Lanza ha fatto uno studio ultimamente sull'idea delle fisiche quantistiche davvero eccezionale. È il terzo scienziato al mondo con il biocentrismo. In effetti lui che dice, ragazzi? Dice che la vita è la vita che crea l'universo e non viceversa. Quindi la morte è solamente un'illusione perché l'energia di ogni organismo vivente può passare da un mondo all'altro. Quindi diciamo che dopo la nostra esistenza
noi siamo pura energia secondo lui, quindi abbiamo una coscienza e tutto. Diciamo che la morte per lui è solo un'illusione, quindi è un passaggio ad un altro, diciamo, modo di, che non sappiamo di concezione di vita, quindi in effetti lui crede, non crede, crede, diciamo, tipo nell'anima, chi la descrive anima, chi la descrive energia, poi dipende dai punti di vista, quindi può essere tutto questo tranquillamente. Robert Lanza, se andate a vedere su internet, ragazzi, è il terzo scienziato al mondo, quindi più famoso del mondo, quindi non sta parlando proprio uno così così. Robert Lanza è divenuto famoso proprio per la sua teoria del biocentrismo. Ma non si sa, guarda Anna Maria, in effetti cose spirituali, sì, possono essere anche delle sfere che, dice Robert Lanza, che arrivano da un universo parallelo o da una delle dimensioni invisibili che esiste accanto alla nostra, quindi lui dice che può darsi che arrivano sia da un universo parallelo al nostro oppure da una dimensione invisibile che si sta accanto alla nostra, quindi nel senso di essere spirituali, quindi in effetti lui lo afferma in effetti nel suo biocentrismo, comunque positive, non sono negative, no, no, in effetti questo non parla di cose negative, no, sono sfere che sì, lui le chiama plasma, in effetti sono plasmoidi, li chiama lui. Quindi in effetti ognuno ha una teoria, però diciamo la maggior parte sono diciamo scattate nelle foto, quindi vengono trovate a volte nelle foto scattate in casa o comunque nei filmati. Quindi come queste sfere bianche si dice che quelle là bianche sono anime, angeli, quindi però possono variare diciamo di colore, però la maggior parte sono di bianche, blu, non sono diciamo sfere nere, personalmente non ne hanno visto, quindi belle tutte colorate, si parla di luce molto particolari, quindi in effetti non, ci sono, dice, anche spiriti oscuri, ma non ne abbiamo mai notato, dice. Abbiamo sempre notato luci di sfere, sempre di colore chiaro comunque, quindi mai, diciamo, negativi in effetti. Quindi, diciamo, non possiamo sapere, però sicuramente qualche cosa di anomalo è, possiamo chiamare fantasmi, angeli, ma di certo non sono di questo mondo, quindi saranno pure energia, oppure ciao Letizia, oppure saranno fantasmi, non lo so, ma comunque fatto sta che esistono, ci sono e quindi o sono anime, non si sa, quindi sono tutte teorie ragazzi, però esistono, quindi una spiegazione ci sarà, solo che noi non la sappiamo e questo è sempre il solito problema, quindi non possiamo confermare, possiamo solo ipotizzare che si trattano di anime, di angeli, di plasmoidi oppure di persone che attendono di incarnarsi di nuovo. Ci sono tante teorie che sarebbero infinite in effetti, quindi sarebbero positive tutte quante, quindi come vedete in questa foto sono tutte bianche, quindi sono tutte belle positive, non negative. Ma atomi no, perché l'avrebbero vista in effetti, quindi ma loro parlano di energia, quindi qualcosa di tipo spirito, pure energia, quindi qualcosa di plasmoide, non parla di atomi, perché l'atomo comunque analizzandolo allo spettro, diciamo, dovessi trovare l'isotopo di radiazioni, quindi non lo trovano, quindi non è a livello di atomi, capisci? Come nel video che ho fatto di Tunguska, quello là di oggi pomeriggio, quello lì che stava scritto a parole, lì a Tunguska ragazzi in effetti è caduto, vi ricordate, il famoso meteorite. Io ho trovato quella notizia, un amico russo me l'ha mandata e dice che a Tunguska in effetti il meteorite non è mai caduto. Uno, dicono gli scienziati della NASA,
No, il plasma non è fatto di atomi, appunto dico, è pure energia, non è atomo, appunto, non è energia, non può essere fatto di atomi. A Tunguska, ragazzi, quando l'asteroide loro hanno detto che è caduto a 9 km dal cielo ed è esploso. In effetti, i ricercatori. Ciao Nicolas, tanti auguri. Io poi vedo Massimo Lelli, quindi non mi riesco a capire chi sei. Tanti auguri, Nicolas. Io poi vedo un altro nome, quindi non riesco a capire. Comunque, tantissimi auguri da parte mia. Quindi dicono che a Tunguska, ragazzi, è esploso questo meteorite, ha bruciato chilometri e chilometri di alberi che guarda caso ragazzi non sono neanche caduti per terra, alcuni sì, alcuni sono rimasti in piedi. Un buco non c'è, quindi non ha toccato la terra. Ma prego, Nicolas. Poi un'altra cosa, quando c'è un'esplosione di un meteorite, ragazzi, per terra si trovano frammenti mammilioni di ferro e di nickel, perché gli asteroidi ne sono pienissimi. E sul terreno, su tutta Tunguska, non ci stava pure a te, Salvatrice Baccarella, così è il nome, se non sbaglio errato, poi non lo so, non è stato trovato la minima parte di ferro di nickel, quindi si presuppone che lì meteorite non sono esplosi neanche in aria, perché tutta l'aria, ragazzi, non c'è una particella di ferro di nickel, quindi l'asteroide è composto di ferro e di nickel, quindi non è stato un asteroide. Hanno scartato pure l'ipotesi di una testata nucleare, una bomba nucleare che hanno fatto esplodere perché per terra non ci sono isotopi di azoto, in effetti di radiazioni, quindi se fosse esplosa una bomba lì ci dovrebbe stare una radiazione, l'isotopo. Hanno fatto le analisi e non è neanche la bomba e quindi rimane un mistero, ragazzi. Allora cosa ha bruciato questi alberi che ha fatto una deforestazione eccezionale? Se voi andate. Sì, sì, ma l'ho detto già, questo qua, Letizia, l'ho detto già. Ma no, secondo loro dicono che è stato tipo in effetti un po' di materia, in effetti, quindi materia oscura hanno detto, penso un poco. Quindi in effetti la materia oscura è quella materia dell'universo che noi vediamo come nero, in effetti. Se ci fate caso, quando guardiamo il cielo, si presume che fosse stata materia oscura, quindi una cosa che non si vede in effetti, quindi non si sa perché meteorite non è stato. Una navicella spaziale hanno detto nemmeno. Quindi hanno escluso le radiazioni perché a Terra non si trovano radiazioni. L'unica cosa che hanno provato a pensare, anche se bizzarra, è che qualche onda di plasma di materia oscura abbia investito quella zona lì. Anche se è una cosa assurda, lo so, perché la materia oscura non si vede, ragazzi. In effetti, se voi guardate il cielo, dove ci sta il nero, quello sarebbe la materia oscura. Non la vediamo, in effetti non vediamo nulla. Quindi la materia oscura è invisibile. E hanno provato a fare questa, diciamo, pura ipotesi, quindi non lo sanno nemmeno loro che è successo a Tunguska. Quindi a noi hanno raccontato la famosa barzelletta: è caduto l'asteroide esploso a 9 km di altezza e ha fatta, diciamo, sì, in effetti è quello che dicevano loro, quindi parlavano sempre di extraterrestri per la materia oscura, quindi qualcosa che, diciamo, di soprannaturale che non conosciamo. Poi adesso ultimamente ho fatto un altro video, il fatto che ci sta una materia oscura che sta viaggiando nello spazio più veloce della luce di 6-7 volte. Non sanno che cos'è, l'hanno detto, purtroppo ci sta qualche cosa che viaggia 4-5 volte più veloce della luce. Si presuppone che sia la materia oscura che sta diciamo, nella curvatura spazio-temporale, quindi viene appoggiata dalla curvatura e quindi come se diciamo scorresse in un ruscello e andasse insieme a lei, quindi
la curvatura dello spazio-tempo influirebbe sulla velocità della luce e la sorpasserebbe di 4-5 volte. Quindi loro hanno fatto solo queste analisi, però non sanno che cos'è. Cioè loro riescono a vedere questa fuga così veloce, però non sanno che cos'è. Quindi sono solo teorie, in effetti. Quindi facendo l'applicazione con le equazioni e tutto, vedono che questa cosa strana viaggia più veloce della luce. Però riescono solo a capire questo concetto e non a capire cosa però, perché è invisibile, quindi loro hanno pensato materia oscura che lo spazio-tempo curva. Quindi tipo neanche un buco nero, perché anche il buco nero in effetti non va più veloce della luce, quindi neanche un buco nero avrebbe tale forza. Quindi si pensa tipo una curvatura dello spazio-tempo che fa viaggiare, diciamo, queste galassie più veloce della luce. Quindi, diciamo, un po' di confusione c'è perché non riescono a trovare che cos'è quello il problema. Cioè sanno solo che là fuori ci sta qualcosa che va molto più veloce della luce, però non sanno che cos'è perché non la vedono. L'hanno trovato solo in equazioni matematiche, solo in fisica, però non sanno che cos'è perché non si vede. È come la materia oscura. Cioè la materia oscura. Eh sì, avvocatella, quindi nemmeno loro ci stanno capendo nulla, in effetti non sanno che cos'è. Loro tramite equazioni hanno, diciamo, visto che ci sta qualcosa nell'universo che sta camminando più veloce della luce. Non riescono a capire però che cos'è. E quindi hanno pensato alla materia oscura, perché la materia oscura, diciamo, non è visibile, quindi è solo teoricamente tramite equazioni si può calcolare che quella viaggia così, perché ipoteticamente non è visibile perlomeno, diciamo, alle nostre cose, quindi è un casino. Però vedete quante cose ci sono che non sappiamo, che poi escono man mano. Io vado sui siti russi, ragazzi, perché sono realisti in effetti. Con gli Stati Uniti sempre a dire bugie e bugie, ho finito di andare sui siti inglesi perché lì fanno solo chiacchiere. Invece sui siti giapponesi, sui siti ucraini, rumeni, russi, dicono la verità perché non se ne importano proprio. Sì, in effetti alcuni pensano che questi orbs, quindi sfere luminose, come le chiamano, in effetti tutti quanti le chiamano orbs, siano angeli, quindi è vero pure sta cosa qui, l'ho letta pure io un sacco di articoli, chi li chiama fantasmi, chi li chiama angeli, chi li chiama le anime dei defunti, poi ognuno ha una sua teoria. Fatto sta che sono plasmoidi, quindi come ho detto, quindi in effetti sono pure energia. Mo va a capire che cosa sono però. Però esistono, quindi ci sono perché nelle foto di tante persone sono comparsi, quindi credo che a tante persone è capitato perché anche io poi ho girato, ho visto tante foto di questo oggetto, tu fai la foto ed esce nella foto, quindi inizialmente si pensava che le macchine fotografiche avevano dei difetti, ma poi hanno detto no, guarda, non è la macchina, è proprio che ci sta qualche cosa. E poi col tempo hanno perfezionato, hanno visto che in realtà ci sono queste cose che a volte si vedono, a volte no. Sì, sì, perciò ti dico, quindi si pensa addirittura che quando l'orbs vada sulla persona può significare che la data della morte è più vicina di quando non si pensa, quindi pensate un poco quante ne pensano, diciamo, possono essere viste in fotografie scattate poco prima della morte o della malattia. E molto spesso questa, diciamo, orbs copre il volto di una persona condannata, quindi se per caso hai una foto dell'orbs sulla tua faccia, diciamo che sei condannato, quindi è meglio che ne facciamo fotografie a lui. Quindi da oggi in poi non faccio più foto. Vabbè, perlomeno non le faccio a me, non me le tiro su di me le foto. Che poi se mi faccio un selfie e vedo l'orbs vicino, dico mamma, mo? Quindi ragazzi, niente più selfie. E tu ti fai un selfie e vedi la faccia coperta dall'orbs.
Sì, diventeremo plasma pure noi, quindi un casino. Però pure Robert Lanza, che è un grande esperto, dice che sono angeli o creature, però con intelligenza, quindi dice che hanno una loro intelligenza. Allora, vedi, stai fortunato. Allora, però non fatti scattare le foto, perché poi se te fai scattare la foto e poi ci sta l'Orbs vicino alla faccia, poi è un problema. Dimmi a Ponte Cagnano. No, non mi faccio più foto pure io, perché dopo se vedo l'Orbs sulla mia faccia, mamma mia. Altra che 90 la paura, qua fa 91. Comunque, molti dicono che vengano da un universo parallelo oppure da una dimensione invisibile alla nostra, quindi diciamo penso dall'altra parte, diciamo, quindi dal paradiso, non lo so. In effetti le teorie sono queste qua. Quindi le foto sono un sacco, anche i video sono un sacco, quindi sono cose che esistono realmente, solo che non sappiamo cosa sono. Quindi tutto quello che abbiamo detto, ragazzi, sì, ho capito, se continui ti seguo, diceva a Ponte Cagnano, che è vicino Salerno, più o meno. Sì, vedi tutte queste cose, queste sono tutte anime, lupus, non lo so. Quindi come tipo... E dicono che molte di queste foto, se le scatti nel cimitero, di notte vedrai tanti queste macchioline qua, come le chiamo io qua. Quindi dovremmo andare in cimitero la notte e fare le fotografie per vedere se troviamo questi orbs, come dico io. Dicono che sono stati molto visti sulle lapidi vicino ai cimiteri, queste sfere diciamo luminose si trovano pure lì da quelle parti lì, perciò si presuppone che... No, ma dobbiamo mettere il cellulare a registrare tutta la notte, così vediamo se nella casa ci stanno gli orbs. In effetti andiamo ad Halloween, tutti ad Halloween, la notte di Halloween andiamo al cimitero. Tutti quanti andiamo di notte, entriamo a mezzanotte e usciamo all'una. Anzi no, dobbiamo andare alle 3, che è la controora, quindi tutti quanti alle 3 alla controora nel cimitero. Guarda, immagini? No, mica andiamo a festeggiare, avvocato, noi andiamo a fare le foto. Quindi Halloween è, diciamo, la notte dove il mondo è più sottile. Poi la controora è l'ora del diavolo, in effetti. Poi stiamo nel cimitero, quindi tre cose uno peggio dell'altra. Ti immagini, mamma mia. Se chi ci va, avvocato, è che sono pazzi. Però tu ti immagini se fai una cosa così ad Halloween, che diciamo è la notte quella dove il mondo dei morti e il mondo dei vivi è più vicino. Sì, sì, sta vicino Salerno, sì, sì, a Ponte Cagnano e sono 10 km da qua, da Salerno città. Ti immagini? Vai lì alle 3 di notte, contro ora, nella notte dove il mondo, diciamo, è più sottile, vai a manicomio veramente lì. E vedi sti cosi che volano, io come detto, io mica corro, no, io metto le ali. Io volo della paura. Vabbè ragazzi, vi saluto a tutti. Ci sentiamo dopo, semmai. Tanto non credo che vada ancora a dormire, ancora prestino ancora. Quindi penso che un altro video sicuro lo faccio, l'ultimo, e poi ci vediamo. Rufus, è un'ottima idea. Tu a mezzo alle 3 ad Halloween, l'anno 31 ottobre, vai nel cimitero alle 3 del mattino e ti metti a fare le foto. Se non muori quella notte non muori più, quindi sei immortale alla fine. Se riesci a passare quella notte sei immortale, proprio ti immagini.
Guarda, io da ragazzo sono andato una sola volta, abbiamo fatto la scommessa di andare nel cimitero di notte e siamo entrati ed era mezzanotte, tutti quanti, no, non va bene, no, qua, là, siamo entrati ragazzi, abbiamo passato le tombe e abbiamo visto degli occhi lucenti nel buio, ragazzi, perché ci stavano solo i lumini delle le tombe. Ragazzi, secondo me abbiamo corso, secondo me siamo arrivati subito all'uscita, ma subito da volo. E quello che cos'era, ragazzi? Un gatto nell'oscurità, con gli occhi lucenti lucenti, ho detto questo è diavolo, ho detto. È un gatto, era l'avvocato. Però ci siamo proprio messi paura proprio. Gli occhi del gatto nell'oscurità erano pazzeschi. E quindi mi raccomando, avvocato, stasera prima di andare a dormire controlla sotto il letto, chiudi bene la porta, ricordati, afferra il crocifisso e difenditi. La ricordi la filastrocca di Nightmare? Avvocato, ti dico io la serata come va fatta stasera. Metti i bambini a dormire, se stanno già dormendo, accendi la televisione, metti l'esorcista, versione integrale, ti metti bella tutto al buio nella stanza, chiudi la porta perché sennò dà fastidio e ti vedi il film proprio e ti rilassi. Vabbè, ma... Guarda, immagina, esce pazzo là. E vabbè, per passare una serata, che cosa hai fatto ieri, no? Una cosa normale, no? Mamma mia, ti immagini, eh? No, io l'ho fatto, ragazzi, veramente. Beh. Vicino a computer l'ho visto da solo, quindi a mezzanotte l'ho visto l'esorcista. L'altra volta che mi sono visto, aspetta, in un l'evocazione del male, l'ho visto un sacco, non mi fanno niente, solo che dopo quando giro per casa mi incomincio a guardare un po' intorno, quindi incomincio a farmi flash in testa, quindi me lo vedo, sì, però dopo incomincio a guardarmi intorno, a vedere se si muove qualche cosa, sa, queste solite cose un po' strane, quindi... Ma io vado a dormire tardi, stanotte addirittura alle 3. Stavo guardando un film di paura e ho fatto le 3. Sì, pure io, a noi il gatto ci ha fatto quasi morire, Lupus. Dove l'abbiamo trovato? Un gatto nero poi. Proprio pazzesco, cioè era nero, non si vedeva nulla, solo gli occhi. Ma erano tipo lucenti, lucenti. Ho detto mamma mia, e chi sturiava? I ragazzi come hanno sentito e hanno visto così abbiamo detto voglio chi sturiava. I ragazzi volavano insieme a me. Sì, sì, ma alla fine tutti quanti, no, ma tu sei scemo, no, ma che non si può fare, ma no, ma state bene. Però poi alla fine venivano tutti quanti poi, tutti quanti si lamentavano, no, non si fanno queste cose, ma voi non state buoni. Però poi alla fine tutti quanti andavamo poi. Quindi diciamo che era così, ragazzi, un casino proprio. Però era così. Diciamo che ci siamo divertiti anche facendo questo, in effetti. Non è che ci divertivamo proprio, però in effetti era così. Vabbè, ma avevamo pure 18-20 anni, ma adesso ne ho 43. Non è che stiamo parlando, stiamo parlando di una vita fa, quindi era più... Ma l'hanno fatto pure la generazione dopo di noi, eh. Solo che noi stavamo proprio da fuori con la testa, quindi... bravo, sì, avvocate, quindi metti il film e accendi una candela pure, mi ero dimenticata. Ah, e se puoi, gentilmente, sempre per favore, se puoi mettere uno specchio davanti a te pure, quindi la candela va messa davanti allo specchio e accendi il film L'esorcista, chiudi la porta, afferri il crocifisso e difenditi. Quindi ti ho fatto una bella serata, poi dici che non ti penso. Vedi come ti ho fatto proprio
Un bel film stasera, come passare la serata stasera. Ma visto, avvocato, si sempre tu che non vuoi fare niente, non vuoi fare niente, vedi? Ma no, Jasmine, un bel progetto, Lupus, o no? Guarda, immagina Lupus, incomincia, oh, candela, specchio, esorcista, chiude la porta. Wow. No, i defunti no, questi no, nemmeno io li vado a vedere. Guarda, io quando capita purtroppo, ma non ci vado, ho proprio paura. Certe volte dice, vabbè, come mia mamma dice, no, ma tu devi mettere a paura di vivere, non di morto. No, no, ma io devo a paura di morto, non di vivere. Mia mamma sempre mi dice che mi devo mettere paura dei vivi e non dei morti. E io dico, no, mamma, fammi affrontare 100 vivi, ma non 100 morti. Sì, e chi non me, Lupus. Io quando sto bene, lo so, sì, avvocato, io però preferisco affrontare 100 vivi e non 100 morti, sinceramente. 100 vivi posso pure vincere io, ma con 100 morti chi vince? Che combatti là? Il crocifisso deve andare, crocifisso, acqua benedetta, che devo portare? No, noi andavamo da grandi perché stavamo nella strada in estate e dai, che dobbiamo fare? Non sapevamo che fare, e allora vabbè, vogliamo andare al cimitero, vediamo chi ha coraggio di entrare. E si incominciava a fare tutti quanti la scommessa, allora chi non entra paga un caffè a tutti quanti, oppure chi non entra paga un panino oppure una bibita a tutti quanti. Allora tutti quanti volevano entrare, poi per non perdere la scommessa. Quindi chi non saltava, diciamo, il cancello, perché anche il cancello era chiuso, ragazzi, quindi già era vietato entrare perché i cancelli erano chiusi. Quindi già se ci afferrava il custode ci denunciava, quindi noi dovevamo saltare il cancello alla fine. Vabbè, che non ci eravamo giovani, atletici, quindi non ci voleva nulla. Ad arrampicarsi su un cancello di 4-5 metri, eravamo, figurati, ero magro, non come adesso, quindi ce la faceva tranquillamente e uscivamo all'ultimo cancello, Lupus, perché il cimitero di Salerno sono 3 cancelli, quando era all'epoca, adesso sono 5, sono aumentati i morti. Erano 3 cancelli, la scommessa era di attraversare tutto il cimitero ed uscire all'ultimo cancello, che era il terzo. Quindi in effetti dovevamo attraversare tutte le piazzette del cimitero. Poi arrivati a metà via, tutti quanti a correre verso il terzo cancello e a cercare di scavalcare l'altro e andare via. Anche perché abbiamo trovato sta gatta nell'oscurità nera dove si vedevano solo gli occhi. Questo è un demone, un diavolo. Che cos'è? Ho detto, ragazzi, se siamo tutti, sai, il sangue si è fermato secondo me in quell'istante. Quando abbiamo visto quei due fari nell'oscurità, secondo me il sangue si è gelato lì. Ma non so, gatto, gatta, non lo so. Comunque era una gatta. Non lo so se era maschio o se era femmina. Ma al finale, l'unica cosa che so è che gli occhi di quella gatta, gatto, facevano paura. Siamo andati a correre, siamo usciti al terzo cancello in un baleno. E quindi poi nessuno ha perso la scommessa, anche perché abbiamo attraversato tutti quanti, diciamo, il cimitero. Quindi facevamo questo per fare scommesse. Sì, io mi ci misi a correre, guardavo sotto la cura, ero lì. No, avvocati, noi abbiamo guardato solo gli occhi, poi siamo volati. Vedi, figurati se ci pensavamo a guardare la carta che era. E come abbiamo visto gli occhi, ho detto ragazzi, io non so, io vedo due occhi di demoni, diavolo, statevi fermi, non vi muovete. Poi abbiamo visto che questi occhi si muovevano e allora ho detto ragazzi, correte, volate, facete che volete voi, basta che arriviamo fuori da qua. In effetti, secondo me avremmo messo un minuto per arrivare per fare 2 chilometri, secondo me. Altro che quello che vanno a correre alle Olimpiadi.
Lì la paura siamo stati più veloci della luce, là. Là è stata più veloce della paura. Secondo me le scarpe non toccavano per terra. Veramente, Lupus. Io mi ricordo che non sentivo che toccavo per terra quando correvo. Guarda, ma ti dico una cosa, Lupus, una volta lo sai che uno è morto così, ma facendo questo scherzo. Tanti anni fa ha fatto questa scommessa nel cimitero. E uno è morto in effetti. Che è successo in effetti? È morto di paura. Questo qua ha fatto diciamo, ed è entrato in questo cancello. E al finale, diciamo, è rimasto attaccato vicino al cancello all'uscita. Quindi lui si pensava che qualcuno lo manteneva, invece lui era rimasto incastrato col giubbino nel pungiglione, sai, del cancello del cimitero, sai che c'ha la punta, quella tipo arpione. Quello si credeva che qualcuno lo tirava tipo un morto. Oh, gli è venuto un infarto, poi è morto da stupido proprio. Perché in effetti lui aveva detto io vado e vengo. E quindi questo quando è rimasto attaccato vicino a sto cancello, ragazzi, questo gli è venuto un malore proprio. Si pensava che qualche spirito, qualche fantasma lo stava trattenendo, invece il giubbino si era incagliato diciamo, nel ferro. Ma questo è un racconto di oltre 20 anni fa, non è una cosa di mo'. Quindi perciò dico, da una parte pure pericoloso è, perché la paura ti prende, quindi questo giocando ha perso la vita in effetti, facendo una scommessa così, proprio da sciocco diciamo. Anche un altro amico mio qua a Salerno che faceva il macellaio, ragazzi, sempre giocando a volte si può morire veramente. Sì, sì. Questo qua era un macellaio e aveva affilato i coltelli, ragazzi. Allora la storia andò così, ognuno si cercava di mettere il coltello vicino alla vena, quella là, alla gola, solo appoggiare la punta per vedere se uno era coraggioso, diciamo. E giocavano questi due, diciamo, diciamo, il capo e i ragazzi, e i due ragazzi. Ragazzi, in effetti questo appoggiandosi solo leggermente il coltello vicino alla vena aorta della gola, si è bucata la vena, Jasmine è morto il ragazzo dissanguato proprio, per fare un gioco scemo al finale, L'ha appoggiata, ha detto quelli che hanno visto, perché ci stavano anche le telecamere lì. Per scherzo hanno appoggiato, solo appoggiato, gli ha fatto, si è fatto da solo, si è fatta la orta. Sì, sì, è successo in tante parti, in effetti. Questo l'hanno fatto giocando, capisci? Questa è la cosa più scema. In effetti questi giocavano per vedere i coltelli, sono affilati. Vedi, io me l'appoggio qua, vedi, io me l'appoggio qua. Questo se l'ha appoggiato vicino alla giullare, diciamo, è fatto così. Quindi capisci che voglio dire? Un casino veramente comunque. Però a volte il gioco può diventare pericoloso, quindi pure il fatto del cancello per scavalcare il cancello del cimitero può succedere. Sì, sì, ho visto, sto vedendo, però dopo vedrò di bloccare di nuovo la situazione qua. Tanto non si scoccerà tanto io a bloccare e lei a ricomparire. Ci divertiamo, che dobbiamo fare? Quindi a volte io mi ricordo di questo qua che rimase appeso vicino al cancello, lo trovarono proprio in effetti diciamo bloccata. Adesso l'ho bloccata, guarda, sì, la Jasmine adesso l'ho bloccata, non credo che Avvocatella scriveva una cosa così. No, Avvocatella l'ho bloccata, non preoccuparti, già l'ho presa a lei.
l'ho beccata già al volo, quindi ma adesso pensavo era lei, invece sei tu. No, non l'ho bloccata adesso l'ho fatta. No, no, l'ho bloccata adesso quando ho visto che ha fatto il messaggio a Elena Canelli. Ho detto non credo che Avvocatella scriveva così, quindi ho capito che era lei. Cioè, questa proprio, vabbè, siamo riusciti a bloccare questo account che ha fatto di nuovo il tuo nome, quindi un casino sempre. Questo secondo me c'avrà 5-6 cellulari, tutti i nomi falsi, si collega, non lo so. No, ma secondo me, sì, secondo me questo c'ha 3-4 cellulari e in ogni parte scrive da qualche parte, boh. Perché se no non si spiega come fa a avere tanti account, boh. Ma poi dico non si scoccia, dico io, mi scoccerei tutti i giorni di fare questo. No, ma ultimamente mi ha mandato proprio un messaggio pazzesco proprio, mo adesso. Te lo dico, aspetta, perché devo andare anche a vedere un filtro molesti qua. Un messaggio. Allora, andate a rompere le scatole a qualcun altro. È inutile che ci provano con te se continuano peggio per lei. Quindi un messaggio proprio adesso, Giuseppe. Ah, Giuseppe, guarda che quella scimmia orribile sta proprio rompendo, ma che cosa vuole? Ancora insiste? Io vado alla polizia, cioè proprio i commenti ragazzi che non lo so, proprio pazzeschi, quindi questi sono gli ultimi che ho avuto, eh. Giuseppe, quella sciglia bruttissima, come si permette di scrivere bacini? La devono smettere di provarci con te, come te lo devo dire in cinese? Cioè, non lo so, pazzesco, non lo so, è una cosa allucinante, non lo so. Vabbè, la gente, che devo dire, non stava davvero, stiamo davvero proprio gravi tutti qua. Quindi dice che noi facciamo illusioni sessuali in questo canale, facciamo confidenze intime e private, ma qualcuno di voi ci siamo mai fatte queste cose sul mio canale? Cioè io non sul nostro canale noi scriviamo allusioni sessuali, confidenze intime e private. Se guardiamo tutti i miei video uno per uno, non c'è stata una sola volta che mi sono permesso o qualcuno si è permesso di fare un'allusione. L'unica volta che abbiamo fatto allusioni, secondo me questa, secondo me te lo dico io qual è. Quando abbiamo detto la zizzona di Battipaglia che sembra un seno di una signora e le famose quelle cose tue lì, quelle ti ricordi? No, della gatta, i dolci quelli con la ciliegia sopra che tu hai detto, non so come si, tipo la deliziosa, ti ricordi? Le minne, brava. E secondo me questo è lo scandalo suo che avrà detto. E secondo me queste sono le allusioni sessuali e confidenze intime e private. Ma io non lo so, è pazzesco, guarda. Cioè al finale non abbiamo detto nulla di particolare, abbiamo detto solo che la zizzona di Battipaglia è la mozzarella di bufala è così chiamata perché ha la forma di un seno. Dove sta sta cosa sessuale? Abbiamo detto che è dolce, c'ha questo qua che sembra un capezzolo. Che cosa di sessuale abbiamo detto? Cioè proprio messaggi proprio che vanno proprio al di fuori proprio della normalità. Proprio stanotte ha chiamato 98 volte, quindi Jasmine stanotte ha chiamato 98 volte. Perché io ce l'ho memorizzata, le stampe e le porto al giudice, quindi stiamo facendo proprio la sequenza. A parte tutti i messaggi. Ma poi senti qua, la piantassero di ficcare il naso nella nostra vita. Ma quale vita? Chi ti sa? Di istigare alla violenza e all'odio e di scrivere i commenti squallidici e pornografici, di diffamarmi e calunniarmi. Ti giuro, Lupus, io ho i messaggi che te li sto leggendo perché li tengo nel fritto molestie della WP 30 Lite. Meno male che questo telefono l'ho pagato un pochino, però perlomeno riesco a mettere da parte questi messaggi e non sentire sempre il rumore del cellulare
Bravo, qua si parla sempre di mangiare al finale. Al finale con Francesco finiamo sempre di parlare di mangiare. La zizzone è un mangiare, il dolce. Quindi proprio messaggi ancora a fare allusioni sessuali e confidenze intime e private. Come te lo devo dire che non si devono prendere certe libertà con te? Boh, non lo so. È inutile scrivere frasi allusive con doppi sensi. Incitare alla violenza e diffamare Anna. Cioè, ma chi ti diffama? Chi... Allora, il nostro mondo è irreale, il nostro invece è fatto di cose reali. Ma io non la so nemmeno a questa. Guardate ragazzi, proprio una cosa assurda, eh. Il nostro mondo, ma chi ti sa? Cioè, questo non lo so, si è fatto un film in testa, una fantascienza, Lupus, non lo so, guarda. Lupus, ma perché non fai questo miracolo e te la corteggi tu, questa signora? Mi fai questo grande piacere, Lupus, oppure Francesco, dove sta? Francesco, fai questo miracolo. Ma ultimamente chi è che mi aveva cercato? Che Michele Vigilante voleva una ragazza. Facciamo questa prova, se funziona. Non lo so, proprio. Lupus, tu sei sposato? Salvami. Corteggi un po' la signora e togliamo tutti quante cose da mezzo. Fai un po' il gentiluomo e mi salvi pure a me. Così dopo i messaggi li mando a te. Quindi ragazzi, davvero non so che dire, ma è pazzesco davvero. Quindi una che non conosco né tutto mi scrive come se mi sa. Guarda, qua stando pure che ho fatto 11 No, Jasmine, ma figurati, però è ridicolo le cose che scrive, pure quando vado dal giudice, ti giuro, ma quello si mette a ridere. Si offre lupus, meno male. Il giudice ormai si mette a ridere quando ci porto questi messaggi, dice, ma vedete, l'ho portato pure all'igiene mentale, quello dello psichiatra mi dice, Giuseppe, ma io che ti devo dire? Che lo so, io lo voglio sapere da te, ha detto. Ti... Allora, Lupus, sei libero tu? Vuoi una bella ragazza, una bella donna, un'avventura, che è una persona per la tua vita? Te la facciamo conoscere noi. Lupus, rispondi. Ultimamente stava Michele Vigilante, però non ci sta più, non lo trovo più. Quindi, no, Lupus, non ci vedo, Lupus. No, non risponde, Lupus. Si è messo già paura. Lupus. Wow, abbiamo fatto scappare a Lupus, avete visto, ragazzi? Lupus. Noi ti volevamo fare un favore, però se non vuoi non ci sta problema, noi stiamo solo facendoti una domanda. Puoi dire anche di no, come l'abbiamo detto ultimamente Michele. Ah, grazie Lupus, vabbè, non mi puoi salvare, va buono. E vabbè, avvocato è sposato, forse è fidanzato, è occupato, quindi non lo può fare. Dobbiamo acchiappare a Michele, ti ricordi? Michele prima la voleva bionda, occhi azzurri. Poi ha detto no, pure Mora va bene. Poi da Mora è passata, vabbè, come è. Ha detto vabbè, ma Michele si superò quella sera, in effetti. Michele disse vabbè, basta che si può guardare. Quindi quella sera Michele mi fece andare da fuori proprio. Ti ricordo, avvocato? No, la voglio bionda e occhi azzurri. Vabbè, però pure Mora. Però pure se non è tanto bella va bene lo stesso. Alla fine che cosa portavi? Portava a Michele. E non ci sta in chat, lo dobbiamo trovare a Michele, ah. Michele, sacrificati. Corteggia questa signora.
Non ce la posso fare, guarda, è proprio una cosa pazzesca. Vabbè ragazzi, vi saluto, non ci pensiamo, facciamoci una risata. Tanto, come si dice, chiudere da mezzanotte, non può venire. Avvocato, mi raccomando, segui il mio consiglio, candela, specchio, esorcista, porta chiusa e a mezzanotte in punto. Accendi la TV e metti l'esorcista. Se non lo tieni te lo mando io in streaming sulle mail. Dammi le mail, te lo mando io. No, paura della signora dice. No, dice avvocatella che forse hai paura della signora. Sì, lo vediamo, lo vediamo. Vediamo i tuoi commenti, dopo. Paura del film. Ah. Vabbè, gliel'ho detto, avvocatella, a mezzanotte in punto. Chiudi la stanza. Specchio, candela e video. Se non hai il video te lo mando io in streaming su WhatsApp. Ti mando il film direttamente. Così da dopo non trovi la scusa, non ce l'ho il film. Quindi se vuoi te lo mando in streaming. Così dopo non tieni la scusa, io non l'ho trovato. Non lo sapete. Ti mando il trailer. Dopo ti mando un bel trailer, guardalo dopo, yeah. Dopo ti mando... No, la filastrocca di Nightmare già te l'ho mandata, non vale, quella non va bene, no. No, devo trovare... No, no. Tieni paura, però. No, te lo mando a mezzanotte, 22:32 fra 2 ore, no, un'ora e mezza, yeah. A mezzanotte in punto ti arriva il mio trailer. Guarda, immagini, sbande proprio. Oh no, Lupus, a mezzanotte su WhatsApp gli mando direttamente il trailer di un bel film di paura. Però devo trovare uno... Scommetti? E poi allora facciamo la scommessa. A mezzanotte in punto ti mando il trailer di un film di paura. Poi domani lo confermi a tutti. Vabbè ragazzi, ci sentiamo, buonasera a tutti, ciao Jasmine, ciao Lupus. Lupus mi hai abbandonato, quindi non vuoi salvarmi, vabbè, non fa nulla. Cercheremo Michele. Vabbè ragazzi, ci sentiamo, ciao.